non mi informo. Allora, ci sono diverse telefonate, mi scuso con i telespettatori se non abbiamo fatte passare più di tanto perché c'era il vivo di una certa questione, adesso progressivamente vediamo alcuni di recuperarli, per cui rispondiamo anche a voi sicuramente. Ridò la parola a lei, che Sì, rappresenta tra l'altro la CISL, insomma, i sì, i pensionati della pensionati della CISL. CISL, sì. Ecco, niente, riprendo bene il ragionamento perché mi sembra di non essere stato bene microfonato. La situazione dei pensionati, tanto no? Per dire come ci sentiamo, come la viviamo questo tipo di situazione. Dicevo prima che abbiamo ancora la ferita aperta che ci era lasciato la legge Fornero in buona sostanza. Pensavamo che qualcuno ci desse più fiducia su quello che noi per tante volte abbiamo detto sulle proposte che abbiamo fatto, ma anche questo governo qua non ha perso l'occasione per mettere le mani in tasca ai pensionati nuovamente. E ai pensionati che non è che siano nababbi, pensionati che hanno una pensione netta sostanzialmente, no, quasi come uno stipendio. Quasi come uno Ecco, perché stipendio. quando si parla di 3.000 euro Sì. su cui andare a lavorare, da 3.000 euro Allora, in giù stiamo si fa parlando sostanzialmente di cosa? lordi. Della indicizzazione, che non è una rivalutazione delle pensioni, perché Che magari cos'è? Spieghi fosse bene una a chi ci ascolta. rivalutazione. Anche qui, non tanto per fare il precisino, ma la gente deve anche sapere che la rivalutazione dovrebbe essere quello che perdiamo agganciato a quella che è la dinamica salariale. Dico che queste persone qua spesso non sanno probabilmente cosa stanno mettendo mano, perché non sanno e non si ricordano bene cosa rappresenta una pensione. Se si ricordassero, ma con tutto quanto il rispetto, no? Il lavoro che c'è dietro. Il lavoro che c'è dietro e cosa rappresenta una pensione, starebbero molto più attenti a questa pensione. Ricordo a tutti, ma la faccio molto breve perché sennò sarebbe lunga, ma la pensione è l'aspettativa di vita che una persona che finisce di lavorare perché naturalmente ha finito di lavorare, perché il corpo si consuma, si usura e quant'altro. E quindi deve rappresentare quella che è la sussistenza. Più che altro diciamo che la maggior parte, in molti casi, dopo alcuni no, l'ha anche pagata, no? Cioè, ha contribuito in qualche Diciamo che modo, vabbè, l'ha perché pagata sennò si faceva la privata, no? Però A questo diciamo che punto. ogni persona, siccome che ogni persona si dà da fare, no? È una persona degna di nota, si dà da fare, poi alla fine dirà vabbè, se prendevo tot mangerò un po' meno e quant'altro, no, farò il pensionato, però mi garantisco se non altro una continuità di vita dignitosa. Quindi spesso si dimentica qual è la sostanza della pensione. Se noi guardiamo, non è un problema solo di indicizzazione, è molto più forte il problema, perché dal 92 in poi, tanto per capirci con le leggi che sono intervenute, il potere d'acquisto reale che ha perso la pensione è circa il 40%, 42%, dipende da quelle che sono. Io le faccio una provocazione, poi passo la parola al telespettatore che è in attesa. Sì. Non è che si vuole a un certo punto, vedendola al di fuori, comunque abbassare le pensioni, quelle che la massa, non le privilegiate, le pensioni d'oro che saranno intoccabili, facevo una distinzione fra quella che è la rivalutazione. Certo. No, è quella che è l'indicizzazione. Ma far sì che questi si abbassino notevolmente diversa. perché comunque i pensionati futuri che vengono dalla riforma riforma del lavoro che è stata fatta, eccetera, non avranno mai neanche barlume della metà delle pensioni più ci si pensa basse. poco a quello Esatto, che è, perché con i lavori che è lo scopo eccetera. della pensione, quello che Esatto. stavo dicendo, il concetto che deve passare è questo. Perfetto, un attimo solo che la interrompo, che c'è una telefonata. Pronto? Buonasera, Cristian. Buonasera, da dove chiama? Salve. Solo da Este, proprio a 5 minuti da Este. Sì, dica tutto. Niente, volevo parlare per quanto riguarda il Santa Tecla. Intanto saluto tutti lì, il Padrin, Pipitone e comunque tutte le persone, i politici che sono presenti. Niente, io seguo questa vicenda del Santa Tecla da circa un 5-6 mesi e lì c'è un problema grosso, molto grosso, che praticamente quelle persone lì sono lasciate un po' in disparte, si trovano a metà fra la politica e la Chiesa. Allora, sostanzialmente a Santa Tecla non mancano i soldi, perché comunque sono finanziati sia dalla Chiesa che dalla Regione, no? Lì hanno un problema con l'amministrazione
No, no, ma è stato chiaro, guardi, la questione è stata, io la ringrazio anche del suo intervento, è stata molto esplicata bene nel corso anche del fuori onda, tra l'altro, è che purtroppo, mi dispiace interromperla, è che dobbiamo dedicare anche tempo ad altre questioni e il tempo vola. Guardi, per cui... giusto 30 secondi e finisco. Io spero che non rimangano lì appese queste persone, perché comunque si trovano in mezzo a due fuochi ed è giusto che sia Chiesa sia politica intervengano in maniera appropriata. Assolutamente. Ecco. No, ma infatti speriamo che portandola così un po' alla, tra virgolette, ribalta, la questione poi vengano... Io sono che la Chiesa prende posizione e anche la politica, voglio ben sperare. Buonasera a tutti e grazie. Grazie del suo intervento, la ringrazio comunque, grazie. Beh, cerco di andare avanti, spiegavo però qual è il senso e l'origine della pensione, perché ogni volta che si mette le mani a questa pensione qua, di fatto si crea un danno. Si crea inevitabilmente un danno ed è un danno che poi non si recupera nemmeno più per la strada. Se io ho un'aspettativa di vita e mi sono attrezzato, no, per arrivare a tot e per garantirmi la vecchiaia e tu me la modifichi per la strada, io non sono nelle condizioni di fare altro che subire quello che tu fai. Ed è questa la cosa peggiore che succede ai pensionati. Certo, il trattamento che succede ai pensionati è che non sono non solo ascoltati nelle proposte di andare a reperire fondi da qualche altra parte, no, sui malaffari, basta che tutte le mattine apriamo la televisione e il giornale e ne troviamo, no? L'evasione e tutte quante queste cose qua, no? Gli sprechi che ci sono, la standardizzazione e quant'altro. Queste sono tutte le proposte che noi... evitare di subire, no? Ecco, noi però siamo stanchi, no? Arrivati a questo punto qua, e in questo senso qua diciamo basta e un'altra cosa che posso anche appaventare è questa, che se è vero che è stata citata la Corte Costituzionale sul poter fare certi tipi di applicazione sulla pensione, io penso che noi possiamo anche riservarci di farle anche noi queste azioni qua, perché altrimenti siamo soggetto passivo, ma siamo persone, attenzione, non dimentichiamoci. Insomma, questo è il cappello. Dopo, se vogliamo entrare nei particolari, lo possiamo fare. Ma è la considerazione che mi disturba molto di più, perché non si può, perché uno è pensionato, no? Dire, beh, ti metto le mani in tasca, tanto questo sta zitto, non ha potere contrattuale, perché... No, ma la situazione grave che va compresa è anche, oltre a questa, è un messaggio che accordi che tutti. cambiano, no, ma dico, gli accordi che cambiano continuamente, perché uno inizia a lavorare con un certo tipo di accordo, pensa a un certo tipo di pensione. Se io posso recuperare mi va bene, ma se non posso recuperare non mi va bene, come le donne che sono state innalzate di 20 anni, di 10 anni. Ma la cosa peggiore in questo contesto sociale, perché dobbiamo sempre vedere in questo momento in proiezione futura, perché a me sembra tanto che chi prende le decisioni governative guardi solo il momento presente, forse è legato anche all'età di chi ci governa. Ma dovrebbe sapere di cosa sta parlando. O ai bilanci. Vabbè, i tagli si possono anche fare. Così, esatto. Così ci informiamo sul fatto che il Quirinale in Italia, cioè la Presidenza della Repubblica, costa come Buckingham Palace ed Eliseo messi insieme. Assolutamente, assolutamente. No, ma poi io dico, anche qui abbiamo l'ex manager Telecom che ha 91.000 euro al mese, più 3.000 al giorno. E vabbè, qua un elenco di semplice spendere, ma ragazzi, è terrificante. E dico, questi anziani, questi pensionati, adesso passo subito la parola al telespettatore, reggono la famiglia, reggono quelle persone che possono perdere un posto di lavoro e che dovranno far capo al cosiddetto nonno o nonna che dovrà in qualche modo aiutarli o pagare l'affitto se non altro, e sono quelli che ancora adesso, credetemi, muovono l'economia, quel poco la muovono. Se togliamo anche questi, non contribuiamo anche uno fiscale per cercare di far sì che le aziende in qualche modo possano assumere qualche lavoratore, io mi chiedo, ma allora dove andiamo a finire? I pensionati no, lavoratori no, eccetera, non lo so. Soltanto chi governa, che non so con cosa si reggerà. Un attimo solo che abbiamo un telespettatore. Pronto? 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 Sì, da dove chiama? Buonasera. Io chiamo da Padova. Sì, dica. Allora, io dico, qualche mese fa, 3-4 mesi fa, Zaia ha detto che non ci sono problemi per la sanità, siamo tutti a posto. Allora, io dico, sono dal 98 che io sono invalida al 100% di sordità nata con l'otite cronica, non ho i timpani. Nel 98 sono stata operata la prima volta al seno. Nel 2006 sono stata operata allo sterno. Nel 2011 sono stata operata
mi hanno fatto la mastomia, perciò non c'è più niente. Ho fatto 3 radio, 4 chemioterapie e una la sto ancora facendo. Ho fatto 3 volte la domanda di invalidità perché io non posso più fare faccende di casa, non posso più andare fuori da sola a fare la spesa, devo avere sempre una persona che accompagna e la pago. Perché non mi danno la pensione di invalidità? Io non ce la faccio più. Cosa devo fare? Certo, adesso diamo ai nostri ospiti la risposta. Grazie Grazie signora. a voi, buonasera. Chi di voi può rispondere? Ma dipende dalle commissioni, voglio dire, mediche, non è che dipende da Zaia. Questo è un caso in cui Zaia, devo dire, non c'entra. Probabilmente la signora parlava dell'accompagnamento, non forse accompagnatorio. Anche la stretta che hanno dato a livello nazionale. Ma anche la Visto Sacconi ce lo ricordiamo bene quel periodo. È quello che sostiene il governo adesso, Sacconi mi sembra. Al di là di Sacconi. No, è giusto per prendere misure. Allora, sulla questione dell'accompagnatoria cosiddetta, che sono 470 euro rotti al mese, viene definita il medico di medicina generale, fa la domanda, fa la richiesta, c'è una commissione predisposta da parte dell'INPS, viene a fare la visita dell'ASSI, ma dico, dopo interviene anche l'INPS perché ha le capacità di supervisione rispetto alle decisioni, perché questa è l'ultima introduzione fatta, cioè del controllo delle commissioni che fanno. Cioè la commissione dell'ASL decide se c'è l'invalidità e se ha diritto, poi dopo l'INPS può, come dire, in qualche modo rivedere la cosa oppure accettarla, dicendo ed è automatica, cioè il meccanismo non riguarda la politica o altri meccanismi, è un meccanismo diretto, tanto è vero come dire che questi sono passaggi automatici. Medico, medicina generale, l'ASL, INPS, che decide se il verdetto 99,9 su 100 viene accettato come a priori, se ci sono delle difficoltà l'INPS ha la possibilità di chiedere un ulteriore supplemento. C'è un dato che vorrei far rilevare velocissimamente, ed è la signora ha elencato tutti gli interventi che ha avuto, che sono tremendi per la sua persona e per il suo fisico. Ma se noi sommiamo il costo degli interventi che ha avuto, è una dimensione della tenuta del sistema sanitario che la signora giustamente non ha pagato. Quindi voglio dire, pur nella tragicità della condizione nella quale si trova, quello che ha subito è stato giustamente a carico del sistema sanitario. Il sistema sanitario ha funzionato, il problema è la protezione sociale, cioè nel senso che la signora si trova nella condizione di essere invalida e non avere molto probabilmente il reddito sufficiente per avere l'accompagnatoria o non avere versato contributi sufficienti, oppure non avere sono reddito parallele familiare. le due cose. Sì, no, ma sul piano sanitario ha funzionato. Oppure non avere neanche l'assistenza del comune. Esattamente, anche il comune magari non interviene perché non ritiene che ci siano le condizioni. Ci sono dei criteri, dei regolamenti, i casi vengono esaminati, è una prassi burocratica se vogliamo. Sì, però c'è stata una bella stretta, tanto si io sono credo che sia molto tempi. difficile. Ma col governo Letta? Adesso io che il fondo sociale sia stato ridotto è una storia degli ultimi... Anche il governo Letta a fasi su questo alterne negli versante ha ultimi fatto 10 anni. Io sono Dopo un cittadino la regione su questo, che vorrebbe ovviamente, sapere di chi sono le colpe e di chi sono i meriti. No, che uno governi in base a quello che dice durante la campagna elettorale. Se uno dice con Berlusconi mai, dovrebbe non andare con Berlusconi. Se qualcuno dice con i comunisti mai, dovrebbe non andare mai, perché i voti li ha presi prendendo quell'impegno che poi disonora. Io faccio un altro Padrino, mestiere. Un attimo solo che abbiamo una... in questa situazione, però il paese deve essere governato. Io non penso che questo paese possa continuare. Cambiamo la legge elettorale e andiamo a votare. Al di là di queste questioni qua, rimane un fatto. Io credo che questo paese, se deve essere salvato, va fatto da parte di tutti con senso di responsabilità. In questo modo. Per carità, i problemi sono enormi, abbiamo un debito pubblico straordinario. questo lo sappiamo. Per parlare di pensioni, probabilmente in passato qualcosa è stato
sbagliato perché non poteva funzionare quel sistema che ci portava al tracollo. Certamente le riforme sono dolorose, certamente si potevano fare scelte diverse, credo che vadano toccate le pensioni elevate, vadano tolti i vitalizi. È chiaro che vanno fatti. Un attimo Sperotto perché dopo c'è la telefonata. Ci sono in regione, ci sono al Parlamento, via dicendo. Scusate, però non è solo un problema burocratico. Cioè, quando noi parliamo di pensioni, allora il sistema pensionistico è complicato per sua natura ed è diventato... non è inutile, non c'è il tempo. Il problema vero è che l'impoverimento delle fasce, come dire, dei pensionati più deboli comporta anche il fatto che rinuncia a parte come di sanità che è a pagamento, cioè quegli servizi che non ci sono più all'interno del sistema sanitario che sono necessari, per esempio il dentista, l'odontotecnico e via dicendo non sono più accessibili perché ormai questi servizi all'interno delle US non ci sono più. L'impoverimento comporta anche come un peggioramento della salute, la non difesa, l'abbandono della persona anziana che rimane sola, che è impoverita, non può permettersi la badante. Esattamente, cioè il problema è tutta quanta una catena che tende come dire, a emarginare persone che hanno assoluto bisogno di sostegno da parte come dire, della collettività. Cioè, noi non possiamo ignorare che c'è una fetta sempre più consistente che entra dentro a questa fascia. Non solo la solitudine, ma anche come dire, coppie, eccetera. Battuta. Noi diamo molto ascolto dei fenomeni di omicidio, eccetera, però non ci rendiamo conto, per esempio, delle famiglie che fanno l'omicidio-suicidio, quando che all'interno c'è una persona anziana che deve accudire un figlio disabile oppure come uno dei due coniugi è una condizione di disabilità assoluta. Che la disperazione arriva al punto tale che uno uccide l'altro e poi si suicida perché non vede prospettiva, non è solo un problema di incertezza. No, ma è assolutamente gravissimo. Un attimo solo, c'è una telefonata. Bisognerebbe cambiare la Costituzione e partire dal presupposto che chi è ricco dovrebbe progressivamente pagarsi le spese sanitarie, questa è la realtà. Pronto? Buonasera, un attimo solo, c'è il telespettatore, dove chiama? Tra Basile, che si dica tutto. Ecco, niente, vorrei fare una domanda a Pardì. Sì, eccolo qua. Il Ministro della Salute ha dichiarato che a dicembre tutti i portatori di epatite C, in base alla legge del 110/92, avranno la rivalutazione. Allora le chiedo, lei è a conoscenza di questo provvedimento, visto che lo Stato è stato richiamato anche da Bruxelles? Punto di domanda. Sì, grazie. Sono a conoscenza di questo provvedimento e sono anche a conoscenza del fatto che lo Stato doveva trasferire alla regione i soldi per coloro che sono stati contagiati dalle trasfusioni. E invece ha dovuto tirarli fuori la regione perché lo Stato non li ha trasferiti. Che non è mica colpa di chi è stato trasfuso. Cioè... No, infatti. Cosa deve dire? Solo dire una cosa, che a parte l'associazione, a parte la dipendente, io sono anche una cittadina e purtroppo frequento tutti i giorni l'ospedale perché ho una sorella malata di cancro. Ringrazio il cielo che abbiamo la sanità che abbiamo. Certo. E questa è importante dirlo perché siamo più in chiusura. Volevo un po' che precisassi ulteriori spunti così che poi l'ho tolta la parola. Sì, al di là quindi dell'importanza secondo me che dovrebbe essere Che cosa intraprendete? Perché siamo in chiusura, che strada volete intraprendere? Poi voglio sentire Sperotto e l'abbiamo già detta tante volte. No, ma qui chi ci ascolta in modo che anche... Ancora prima della crisi, noi, prima della crisi volevamo innalzare le pensioni basse, la cosiddetta 14ª, no? Ma non è stato fatto niente, quindi adesso anzi stiamo andando avanti. È un'esigenza perché l'impoverimento che diceva lui è una cosa reale, no? Sembra che quello che diciamo noi per le persone che sono povere, no? Vada dentro da un orecchio e fuori da un altro, sembra che sia surrealistico. Ma siccome quanto sembra, io dico, a fronte di altri casi non succede niente se non si fanno azioni forti, cosa fate? A scuotere gli animi. Non solo gli animi, lui parlava giustamente prima di senso di responsabilità. Tutti quanti i cittadini dovrebbero avere senso di responsabilità. Noi il senso di responsabilità come cittadini pensionati l'abbiamo dimostrato addirittura
nella fase in cui c'era la crisi, no, che c'è ancora la crisi in quel mondo del lavoro, non chiedendo assolutamente niente, mandando avanti il mondo attivo, giusto? No, lasciando spazio su questa cosa qua. Però di fatto non si sono più create nemmeno le condizioni per poter poi, diciamo così, prendere dei soldi da dove c'erano degli sprechi, dove c'era l'evasione. E quindi questo non è stato fatto, concretamente. concretamente. No, perché la cosa più importante è che se noi non creiamo sviluppo non possiamo creare ricchezza e non possiamo creare aumenti. E quindi è impossibile pensare di fare un qualcosa di diverso. Bisogna, diciamo così, invertire questa tendenza, al di là del fatto che noi diciamo che per esempio la soglia in cui l'indicizzazione, che non è altro che l'1,2% di aumento e non è che sia chissà cosa, come minimo portiamola ai 3.000 euro, no? Questa è la proposta che abbiamo. Lordi, no. Io immagino... Poi c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione, che visto che c'è questa età qua, visto che ci sono dei figli disoccupati, ci sono anche dei pensionati che dovrebbe essere guardato il quoziente familiare, perché c'è un pensionato per esempio che con 1.600 euro ha ancora la moglie a carico, 2 figli che magari studiano per fortuna o 2 figli che sono disoccupati, e quindi dovremmo guardare anche queste situazioni e non dovremmo colpirli più di tanto, dovremmo, diciamo così, tenerli osservati ed aiutarli, perché rappresentano la valvola di sfogo. Io penso che quei soldi che abbiamo versato come pensionati nel Veneto, nell'anno dal 2012 al 2013, lo mettiamo nel nostro volantino, no? Sono stati dati oltre 118 miliardi di euro, solamente da parte dei pensionati del Veneto, tra tasse e tutto. Quindi la nostra parte l'abbiamo fatta molto bene su questa cosa qua. Si tratta solo di capire da dove va ad andare, che devono andare col senso di responsabilità che c'è, che devono andare a reperire i soldi per far sì che ci sia un momento di sviluppo che rimetta in moto l'economia, anche se sappiamo che non è solamente un problema nazionale, è un problema molto più complesso, ma a tutti i livelli, secondo me, anche a quello comunale, bisogna darsi da fare. Siamo in chiusura, battuta cosa aggiunge a questo e quindi facciamo il giro. Io credo che il tema previdenziale deve trovare equilibrio dentro a scelte che devono però essere approvate non solo dal Parlamento, ma anche poi da tutti i ricorsi che vengono, ricordiamoci il 10% di riduzione degli stipendi, degli stipendi al di sopra di 150.000 euro è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, dalla Consulta. Ci sono una serie di questioni che devono essere risolte in Italia. E quindi la solidarietà deve essere soprattutto sì per chi ha bisogno, come i pensionati al minimo e via dicendo, ma dobbiamo pensare in questo Paese anche alle future generazioni, perché onestamente come è impostato oggi il sistema previdenziale metterà a nudo una difficoltà per il futuro straordinaria, per cui non avremo le risorse per pagare le pensioni attuali e non ci saranno neanche le risorse per creare il sistema previdenziale del futuro. Quindi su questo va trovato un equilibrio. È evidente che alcune cose che hanno un senso non tanto dal punto di vista della concretezza, ma che è un segnale forte a tutta la comunità di questo Paese, è quello di intaccare quelle cose che sono rendite di posizione che non possono esistere. Un po' di coscienza in mano. Io credo che quando uno percepisce una pensione che sia adeguata, via dicendo, non deve avere 3, 4, 5, 6. Ricordiamoci, non so, parlamentari, consiglieri regionali, parlamentari europei, no? Gli esempi li abbiamo sulla stampa tutti i giorni. Lì bisogna intervenire in qualche forma. Io i diritti acquisiti li concepisco nel momento in cui sono diritti che ti danno la facoltà di poter mantenere. Ma contento di un vitalizio. Pipitone? Io penso che noi... Rapidissimi, mi raccomando. Sì, ma guarda, io mi concentro sulla sanità veneta. Penso che noi dobbiamo fare uno sforzo, la politica, perché per mantenere quello che diceva la signora prima, un livello di qualità che sia buono, che se non ci mettiamo a lavorare seriamente rischiamo di perdere la qualità, non ce lo possiamo permettere. Assolutamente. Padrin? Ma parliamo di tanti aspetti contributivi e previdenziali. La soluzione, che sono importanti ma sono complementari.
la soluzione è una ripresa dell'occupazione. Certo. E nel nostro paese l'unico spazio per la ripresa dell'occupazione è l'impresa privata. Se non riprende l'impresa privata, noi ci avviteremo in una spirale viziosa nella quale non ci saranno più soldi per niente. D'accordo. Sì, mi sembra che le ultime due o tre battute siano esemplificative di ciò che si proietta nel futuro. La necessità assoluta di una ripresa dello sviluppo che crei occupazione, e questo è un problema fondamentale. Secondo, l'equilibrio tra le generazioni, perché adesso se noi abbiamo il 40% dei giovani che non lavorano, vuol dire che sono il 40% che non versa a favore dei pensionati, e che sono viceversa i pensionati che devono in qualche modo sorreggerli. Terzo, bisogna avere di fronte il fatto che il sistema pensionistico non può essere una specie di contenitore di tutto l'incontrario di tutto, cioè assistenza, previdenza, versamenti contributivi, non versamenti contributivi, e tutto l'incontrario di tutto, e perciò il legislatore fa di ogni erba un fascio e finisce inevitabilmente per far pagare i più deboli. Citava la Corte Costituzionale. Un esempio, c'è una prassi tra i presidenti delle Corti Costituzionali che si dimettono dopo 3-6 mesi del loro mandato, perché una volta raggiunto il massimo grado hanno anche il massimo del rendimento pensionistico, e cedendo il posto al loro compagno di banco fanno il giro e la ruota dei pensionistici. Forse anche questo dovrebbero sanzionare. Rita Turati, in chiusura? In chiusura dico, cosa fate allora? Perché... Aggiungo una cosa: servono risorse per fare le cose su cui potrei anche concordare, bisogna che questo governo scelga. Non vuole trovare risorse in altro. Noi diciamo che ci sono, perché questa crisi ha dimostrato che i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri sempre più poveri. La forbice si è allargata e allora bisogna che si decida di incominciare a tassare diversamente i patrimoni. Noi sosteniamo questo, diciamo adesso basta, come ricordava anche il collega. Quindi a livello unitario, i tre sindacati. A livello unitario stiamo incominciando la mobilitazione. Cominciamo con lo sciopero che ci sarà il 14 e il 15, in queste 2 giornate ci saranno gli scioperi, però anche come pensionati non staremo fermi. E non stiamo fermi né sulla questione delle pensioni, perché siamo stufi di essere tassati, e tantomeno sul sistema delle tutele, diciamo così, in più in generale, dalla salute a tutto il resto. Assolutamente. Deve aggiungere qualcosa uno dei 2 pensionati che hanno fatto parlare? No, va bene, acconsentono. Allora, siamo arrivati in chiusura, abbiamo leggermente abbondantemente sforato. Io ringrazio i nostri ospiti di essere stati qui con noi, ringrazio anche le lavoratrici di Santa Tecla, facciamo un in bocca al lupo, speriamo che la questione possa trovare una via d'uscita. Ringrazio voi telespettatori, naturalmente mi dispiace per le tante telefonate che non siamo riusciti a passare. Scrivete comunque alla mail che avete trovato in sovrimpressione tv7convoi@triveneta.tv. Se no richiamate anche domani pomeriggio, cercherò di accogliere le vostre istanze e portarle a chi naturalmente di competenza. Affronteremo nuovamente questo tema, tanto la sanità quanto le pensioni, perché richiedono veramente del tempo a disposizione, e intanto buonanotte e ci vediamo domani. Grazie ancora. Buonanotte.